Ricordo che non abbiamo mai assunto una persona in più di quella che serviva, però oggi chiedere ai comuni veneti di ridimensionare ulteriormente gli organici significa mettere a repentaglio i servizi e la qualità amministrativa che le nostre municipalità offrono ai comuni. È approdata in Parlamento e già sta facendo imbestialire più di qualcuno, pure della stessa maggioranza di governo. È la legge di bilancio 2025. Nello specifico, a suscitare le ire dei comuni veneti è l'articolo che prevede il taglio del 25% sul turnover del personale. Cosa significa? Che il rapporto non sarà più di 1 a 1. Ad esempio, quando un dipendente va in pensione non potrà essere sostituito da un altro, se ne devono andare in 4 per poterne assumere 3. Insomma, una cura dimagrante del personale che proprio non va giù ai comuni veneti. Il presidente dell'ANCI regionale, il sindaco di Treviso Mario Conte, è un fiume in piena. Oggi chiedere ai veneti di ridurre ulteriormente gli organici quando sono già ridotti all'osso significa penalizzare un territorio che si è sempre dimostrato virtuoso. L'effetto non è lo stesso in altre regioni d'Italia che hanno caratteristiche diverse, per le quali noi abbiamo fatto anche delle battaglie importanti, ed è per questo che io continuo a richiamare a una questione settentrionale. Mentre qualche 20 anni fa era una questione di opportunità, oggi è una questione di sopravvivenza. Cioè tagliare ai comuni veneti, da sempre virtuosi, sia da un punto di vista finanziario che da un punto di vista della gestione del personale, significa far saltare il sistema e far saltare il modello veneto. ANCI ha già mobilitato i parlamentari e si rivolge al ministro Giorgetti. L'appello che io faccio soprattutto ai nostri parlamentari è quello di aprire un canale di dialogo con gli amministratori locali, perché il tema del turnover è davvero vitale per le nostre municipalità.